5 anni fa ci lasciava purtroppo il maestro Andrea Camilleri. Questa sera a Porto Empedocle, con una bella iniziativa itinerante per tutto il centro storico, l'avete ricordato. Com'è andata? Almeno per quello che ho potuto vedere è andata bene. Il percorso è piaciuto, è un percorso che noi facciamo regolarmente per i gruppi di turisti e per le scuole, ma quest'oggi aveva una veste particolare ed era perché è dedicata ad Andrea Camilleri, in modo particolare il finale. Nel finale abbiamo proposto delle scene completamente inedite proprio per lui ed è stato sicuramente un buon percorso, è piaciuto e spero tanto di qui a breve poterne fare. Marcello Pina, Visita Agrigento ha promosso questa bella iniziativa che in buona sostanza raccoglie prima i bambini e poi gli adulti per un pomeriggio intero nel centro storico di Porto Empedocle. Di che si tratta e come nasce l'idea? Sì, allora nasce intanto dalla collaborazione con l'associazione Oltrevigata, con Oana, la scuola dell'infanzia e con il patrocinio del comune di Porto Empedocle. In questo momento si sta svolgendo appunto la lettura delle fiabe per bambini scritte proprio da Andrea Camilleri, grazie appunto alla scuola Oana, e poi a seguire ci sposteremo nella via Roma per accompagnare i partecipanti in questo spettacolo itinerante denominato Percorso d'inchiostro sulle orme del commissario Montalbano. Proviamo in poche battute a descrivere questa iniziativa che è stata patrocinata dal comune di Porto Empedocle, all'insegna ovviamente, nel ricordo del maestro Camilleri. C'è spazio per i bambini e poi tra un po' per gli adulti. 5 anni dalla morte del maestro Camilleri, le associazioni Oltrevigata e Visita Agrigento, nelle persone di Danilo Verruso e Marcello Mira, hanno organizzato questa bellissima giornata piena di eventi tutti legati al maestro e devo dire che per la prima volta avviciniamo anche i bambini al maestro Camilleri, perché Oltrevigata fa percorsi d'inchiostro, che ormai è una manifestazione seguitissima, che va a gonfie vele e ha sempre un grande richiamo, ma questa volta abbiamo voluto aggiungere qualcosa in più: le letture del maestro per i bambini, perché magari non si sa, non è così conosciuto, ma ha scritto anche delle fiabe per bambini. A leggere queste storie Oana, il giardino dell'infanzia, Eleonora Di Girgenti è riuscita a coinvolgere i nostri bambini, i bambini della nostra Porto Empedocle, a far conoscere e avvicinare anche al passato le nuove generazioni. Proviamo a descrivere in 2 battute questa bella iniziativa, partendo dal maestro Camilleri. Non tutti sanno che scriveva anche fiabe, favole. Oggi questo confronto con i bambini che sono rimasti a bocca aperta praticamente. Io sono legatissima all'albo illustrato, per me è uno strumento di lavoro sicuramente, ma anche di relazione, ed è uno strumento che accende sempre la fantasia dei bambini, apre dei mondi incredibili. Andrea Camilleri ha scritto questi 2 racconti, uno autobiografico e una storia per i nipoti, che hanno quel sapore di Sicilia che dobbiamo continuare a raccontare ai bambini, quelle piccole parole in siciliano che rievocano mondi di infanzia, la campagna, il mare, i frutti, gli animali, e quindi leggerli in questa cornice meravigliosa che era la Torre di Carlo V per me è stato un piacere e un onore.